Terremoto in Turchia, l'unico italiano che al momento risulta disperso è Angelo Zen, un imprenditore di Martellago. Il presidente Zaia ha fatto sapere di essere in contatto con la Farnesina. Il Tribunale di Venezia ha disposto la fine della carcerazione preventiva per gli imputati al processo per associazione mafiosa ad Eraclea. Luciano Donadio torna a casa dopo 3 anni. Domani a Santa Maria di Sala il primo consiglio comunale dopo l'arresto dei 2 ex sindaci Fragomeni e Zamengo. Il primo cittadino Rocchi: sono pronta a rispondere del mio operato. Presidio, la motorizzazione civile di Mestre, manca un dipendente su 3. I lavoratori sono in stato di agitazione dal 1 febbraio, si attende l'incontro di domani al Ministero. La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte dello studente di medicina di Mirano. Tra le ipotesi il dissesto del manto stradale, i genitori chiederanno conto penalmente a Veneto Strade. Maxi sequestro dell'Agenzia Dogane al porto di Venezia, oltre a 51.000 articoli di abbigliamento provenienti dalla Grecia e prodotti in Cina sono stati sequestrati per violazione del codice di consumo. Un gruppo di ebrei veneziani scampò l'Olocausto nascondendosi nella soffitta di un palazzo del Cinquecento, una storia svelata per la prima volta in 80 anni alla nostra emittente. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura. Questa sera in primo piano il terremoto che ha messo in ginocchio il confine tra Turchia e Siria, perché c'è un disperso italiano ed è l'imprenditore Angelo Zen di Martellago. Tra poco saremo collegati in diretta con la nostra Ilaria Marchiori, ma prima di iniziare con le notizie, come ogni martedì, torna il nostro sondaggio. La domanda di questa sera riguarda i primi 100 giorni del governo Meloni. Governo promosso? Se la vostra risposta è sì, chiamare lo 0422 16 26 691. Se la vostra risposta è no, 0422 16 26 690. Vi ricordo la risposta al sondaggio questa sera a Ring con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Torniamo ora alla cronaca e andiamo a Martellago, dove è collegata in diretta con noi la nostra Ilaria Marchiori, perché come vi abbiamo raccontato l'unico disperso italiano del terremoto in Turchia e in Siria è un imprenditore veneziano. Buonasera Ilaria. Sì, buonasera Sharon, buonasera ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Maerne di Martellago, a pochi passi dall'abitazione di Angelo Zen, dove vive insieme alla moglie. È l'unico disperso italiano. Da domenica sera la famiglia non aveva più sue notizie, dopodiché uno dei figli ha cercato di contattarlo e appunto non riuscendoci ha fatto scattare l'allarme. Ma sentiamo tutti i dettagli della vicenda, di quanto si sa finora nel prossimo servizio, con anche le dichiarazioni del sindaco di Martellago, Andrea Saccarola. C'è apprensione a Maerne Martellago per Angelo Zen, imprenditore sessantenne, unico italiano tra i dispersi del terremoto avvenuto tra Turchia e Siria. Zen si trovava al Sahara Hotel, completamente distrutto dal sisma, situato nella città turca dove si è registrato l'epicentro. La famiglia ha chiesto il massimo riservo in queste ore. Mi ha sconvolto sinceramente che sapere che un nostro concittadino è stato vittima o almeno adesso per disperso di questa tragedia che è successa in Turchia mi ha lasciato molto, molto triste e anche preoccupato. E sono anch'io che aspetto altre notizie per capire se il mio concittadino riusciamo a ritrovarlo. Angelo Zen, originario del Varesotto, ha vissuto a Romano Dezzelino e da alcuni anni si è trasferito a Martellago. Ora vive con la moglie a Maerne. Nel Bassanese invece risiedono i 2 figli. Sarebbe stato proprio uno di loro a dare l'allarme, tentando di contattarlo dopo il terremoto. Zen, imprenditore nel settore dei macchinari orafi, si trovava lì per lavoro. Anche la Regione sta seguendo l'evolversi della vicenda con apprensione. Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l'evolversi delle ricerche, ha dichiarato il presidente Zaia, confidando di poter aver presto ulteriori notizie. In questo momento, ha concluso, chiedo a tutti gli operatori dell'informazione di fare il massimo per tutelare la famiglia in queste ore complesse. La speranza deve restare viva, quello è fondamentale, e mi auguro che chi sta lavorando su quelle macerie ritrovi Angelo.
Ecco, tutti stanno monitorando passo dopo passo la situazione, minuto dopo minuto. Ci sono anche delle dichiarazioni da parte del vice premier ministro degli esteri Antonio Tajani. Ha detto l'ultimo contatto l'ha avuto domenica sera, poco prima del terremoto. Dal riscontro avuto, ha detto Tajani, tutti gli italiani che erano nella zona del terremoto sono in salvo. Manca l'appello perché non riusciamo a rintracciarlo soltanto Zen, che era in viaggio di lavoro, come abbiamo appunto sentito anche nel servizio in Turchia, ma lì non ci sono collegamenti telefonici, continua il ministro, non c'è internet, è difficile trovare una persona in una città di 1 milione di abitanti, non abbiamo alcuna notizia. E poi ha concluso, faccio un appello di non andare a cercare appunto notizie nell'abitazione del signor Zen, appello che ha fatto più volte la politica e che tutti stiamo rispettando. Abbiamo sentito uno dei figli, risiede a Romano Dezzelino, e dunque sentiamo anche le dichiarazioni del primo cittadino. In questi momenti la famiglia è direttamente in contatto con il Ministero degli Esteri, con la Farnesina, e evidentemente è una procedura che viene seguita a livelli alti. La cosa principale è che in questo momento la famiglia desidera essere lasciata in tranquillità proprio per quello che è il particolare momento di attesa. Apprensione e paura, attimi di logorante attesa per la famiglia di Angelo Zen, l'imprenditore veneto disperso in Turchia dopo il devastante terremoto di lunedì notte. È il sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin, a raggiungere al telefono Mirko Zen, uno dei 2 figli dell'uomo che nel paese della Pedemontana ha vissuto a lungo. Nato in Lombardia, in provincia di Varese, Angelo Zen, 60 anni, da Romano Dezzelino si è trasferito a Maerne di Martellago, dove vive con la moglie. Per lavoro si trovava in Turchia, nella città di Kahramanmaraş, completamente distrutta dal sisma. È l'unico italiano che la Farnesina non è riuscita a contattare. La conferma è arrivata direttamente dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Attorno alla moglie e ai 2 figli di Angelo Zen si sta creando un cordone di protezione e riservatezza. Tutti gli enti sono pronti a intervenire in caso di necessità, conferma il sindaco di Romano Dezzelino. Se ci sarà la necessità, il comune di Romano Dezzelino farà la sua parte. È evidente che in questa prima fase ci è stata chiesta una mano nel creare questo guscio attorno alla famiglia, e di conseguenza, rispettando la volontà della famiglia, rimarremo in attesa anche noi. Ecco, avete sentito anche quanto detto dal sindaco di Romano Dezzelino, sulla stessa linea poi di quanto dichiarato anche dal sindaco Saccarola di Martellago. Tutti sono in attesa in queste ore, minuto dopo minuto, di ricevere notizie che possano arrivare dalla Turchia, notizie ovviamente confortanti sulle condizioni di Zen. Al momento queste sono tutte le notizie che abbiamo. Se dovessimo avere delle novità, ovviamente richiederemo la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori in diretta da Martellago. Ora cambiamo argomento. In primo piano il processo per associazione mafiosa di Eraclea, che si avvia alla sua conclusione. Il giudice del tribunale ha disposto la fine della carcerazione preventiva per gli imputati. Tecnicamente i termini di custodia cautelare non sarebbero finiti, ma il dibattimento in aula è arrivato alla conclusione e non necessita più della custodia cautelare. E così gli imputati del processo per associazione a delinquere di stampo mafioso al cosiddetto clan dei Casalesi di Eraclea possono uscire di prigione, a partire da Luciano Donadio, che dopo 3 anni di carcere preventivo potrà far ritorno a casa. Il presidente del tribunale ha infatti accolto la richiesta dei difensori di Donadio, disponendo l'obbligo di dimora nel comune di residenza. La scarcerazione è stata quindi estesa anche ad altri 13 imputati. Nadia Zanchin guida il comune di Eraclea, che si è costituito parte civile nel procedimento. È una notizia che lascia un po' così, ma solamente perché non eravamo minimamente preparati a che fosse così presto. Poi per il resto, insomma, il procedimento è in corso e
attendiamo anche noi la sentenza. L'avvocato Giovanni Gentili, legale di Donadio assieme a Renato Alberini, ha preferito non commentare il provvedimento. Continuiamo a mantenere un profilo basso, ha detto, come la delicatezza della natura del caso impone. Il processo dovrebbe concludersi questa estate con la pronuncia della sentenza di primo grado. Credo che comunque i cittadini continuino esattamente a fare come hanno sempre fatto la loro vita, ma non si lasceranno sicuramente influenzare dalla notizia di questa scarcerazione. Andiamo ora a Santa Maria di Sala. Domani il primo consiglio comunale dopo l'arresto di 2 ex sindaci Fragomeni e Zamengo. Il primo cittadino Rocchi: sono pronta a rispondere del mio operato. È ancora scossa e amareggiata per le vicende che hanno travolto il comune che amministra come sindaco da meno di un anno, Natascia Rocchi, ma anche decisa a far valere le proprie ragioni davanti al Consiglio Comunale di Santa Maria di Sala, che su richiesta delle opposizioni si riunisce in seduta straordinaria per la prima volta dopo l'arresto dei 2 ex sindaci, Nicola Fragomeni e Ugo Zamengo, tutti di Coraggio Italia, entrambi eletti nella maggioranza che la sostiene. Io sono pronta a rispondere sulla prosecuzione del nostro agire e su quello che è il programma elettorale che noi porteremo avanti. Siamo pronti a farlo. Se verrà riconfermata la fiducia in questa sindaca, procederemo con quelle che sono già le nostre idee. A dare forza al sindaco Natascia Rocchi è la solidarietà che racconta le arrivate in queste giornate sia dai membri della maggioranza che da alcuni componenti delle opposizioni in Consiglio Comunale, che da diversi cittadini e da sindaci del Miranese e della Riviera del Brenta. Io spero e mi auguro di poter proseguire, sono pronta a farlo. Poi la politica è comunque è molto aleatoria e quindi sono qua per fare quello che mi chiede il Consiglio. E ancora cronaca, sarà sentito nelle prossime ore dal pubblico ministero Andrea Giraldo, l'automobilista che sabato pomeriggio seguiva a poca distanza il motociclista Giordano Sangeniti, 21enne di Mirano, caduto sull'asfalto della regionale 308 e deceduto poco dopo. La procura ha aperto un'inchiesta sulla morte dello studente di medicina originario di Mirano. Tra le ipotesi sulle cause del sinistro ci sarebbe il dissesto del manto stradale. I genitori del giovane hanno fatto sapere che chiederanno conto penalmente a Veneto Strade e alla Regione di questa carenza di manutenzione e porteranno avanti la loro battaglia legale. Il ragazzo ha sempre rispettato i limiti di velocità, hanno detto i genitori. Il cartello che avverte delle buche si trova proprio nel punto in cui la strada è dissestata, quindi senza alcun preavviso. E stanotte un incidente ha coinvolto un furgone e 2 auto tra i caselli di Spinea e Martellago Scorzè del passante di Mestre. Il conducente di una delle 2 automobili è rimasto ferito. Per circa mezz'ora, a partire da 00:40, il traffico è rimasto bloccato. Chi viaggiava in direzione Trieste è stato deviato alla tangenziale di Mestre. Lo sgombero di auto e furgone e la polizia del manto stradale è terminato intorno alle 4 del mattino. Rimaniamo a Mestre, presidio alla motorizzazione civile, manca un dipendente su 2. Manca il personale. Con 30 dipendenti per far funzionare gli uffici della motorizzazione civile a Mestre ne servirebbero altrettanti. Ecco perché stamane lavoratori e sindacati hanno deciso di far sentire la propria voce. Si va verso la perpetuazione di un indirizzo che è quello di svuotare le competenze pubbliche per assegnare molte funzioni ai settori privati. Nel caso della motorizzazione civile, infrastrutture e trasporti in buona sostanza, siamo di fronte a una carenza gravissima di personale che negli anni ha visto venir meno appunto la funzionalità e quindi i lavoratori si devono, come dire, sopportare pesi importanti per garantire i servizi che giustamente l'utenza rivendica. Il problema è generalizzato, non riguarda solo Mestre, motivo per cui stamane collegati c'erano 51 uffici da tutta Italia per prendere parte all'assemblea prima, al presidio poi. E in questa mobilitazione ci sono anche i colleghi però del provveditorato alle opere pubbliche, che è un altro settore importante e anche strategico del nostro paese, perché a questo ufficio sono legati tanti progetti importanti del PNRR. Lì servono altrettanti investimenti in personale qualificato, tecnico, ingegneri, architetti, perché questi soldi che ci sono stati dati dall'Unione Europea vanno spesi in tempi brevi, sappiamo tutti. I dipendenti si aspettano una risposta dal governo. Domani c'è un incontro importante al Ministero con il Vice Ministro
E ci auguriamo che rispetto alle questioni che organizzazioni sindacali tutte hanno sollevato e avanzato arrivino qualche risposte. Quali? Un investimento immediato in termini di risorse umane, 2, smetterla con la privatizzazione dei servizi e riportare nell'alveo pubblico competenze che sono strettamente di natura pubblica. Sembra però difficile che il Ministero faccia marcia indietro sull'esternalizzazione, ipotesi emersa anche ai tempi di Toninelli. Qui c'è un'emergenza a garantire i servizi alla cittadinanza, tutti i servizi, partendo dalla sanità, e siamo qui alla motorizzazione civile che ha un ruolo importantissimo sulle strade, che riguarda la sicurezza e controlli, per cui un appello accorato a tutta la politica, anche territoriale, per cui del Comune di Venezia e della Regione Veneto, affinché prenda a carico questa vertenzialità. Ancora cronaca, oltre 51.000 articoli di abbigliamento sono stati sequestrati dai funzionari dell'Agenzia Dogane di Venezia con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. La merce, che proveniva dalla Grecia a bordo di una motonave, era contenuta in 40 colli ed è stata controllata al porto di Venezia. Gli articoli riportavano l'indicazione Made in Cina, ma presentavano etichette con segni distintivi da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto fosse italiano. La merce destinata al mercato locale è composta principalmente da giacche, cinture e maglie da donna, è stata messa sotto fermo amministrativo. Un'altra notizia: collisione tra un taxi acque e un sandro. La barca più leggera ha avuto la peggio, facendo finire in acqua 2 donne che si stavano allenando per le regate in laguna. Ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale civile per dei lievi traumi, sono state dimesse con una prognosi di alcuni giorni. L'imbarcazione è stata recuperata dai vigili del fuoco. Cambiamo ora argomento e facciamo un passo indietro alla Seconda Guerra Mondiale, quando un gruppo di ebrei veneziani scampò all'Olocausto nascondendosi nella soffitta di un palazzo del Cinquecento. Una storia resa pubblica in esclusiva per la prima volta in 80 anni alla nostra emittente. Anna Frank ha abitato anche a Venezia, perché Anna Frank non è solo la bambina uccisa in un campo di sterminio tedesco dopo oltre 2 anni nascosta in una soffitta di Amsterdam con la famiglia. Anna Frank è anche il simbolo dei milioni di innocenti che anche in Italia hanno vissuto nel terrore della morte durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa è una storia che ancora non conosce quasi nessuno ed è una storia a lieto fine, perché davanti al portone di questo elegante palazzo del Cinquecento il Comune di Venezia non deporrà mai delle pietre d'inciampo per commemorare chi da qui fu deportato e assassinato in un campo di concentramento. Mio bisnonno e mio nonno in tempo di guerra facevano i salvagenti per l'arsenale e mio nonno mi raccontava che lavoravano qui in tempo di guerra e al suo tempo avevano nascosto diverse persone ebree, soprattutto che lavoravano con loro, e sono riusciti a salvarli. Per raggiungere questa soffitta rimasta intatta come era 80 anni fa, quando durante la Repubblica di Salò ha vissuto nascosto un gruppo di ebrei, bisogna attraversare eleganti saloni, persino una cucina, un dedalo di stanze che nasconde porte che come passaggi segreti conducono a scale nascoste fino ad un sottotetto dove in epoche remote alloggiava la servitù del palazzo. Né dal Rio e né dalla fondamenta né dal ponte si riesce a vedere la soffitta o la mansarda, per cui un luogo totalmente segreto. Poi ci sono degli accessi, delle porte segrete dove si doveva passare attraverso un armadio, oppure c'è un armadio che nascondeva. Maurizio Crovato è colui che ha contribuito a rendere pubblica una storia rimasta segreta per 80 anni. È la prima volta che una telecamera entra qui, tra materassi ancora distesi sul pavimento. Un altro passaggio nascosto conduce a quello che sarebbe stato l'ultimo estremo tentativo di salvezza. Qui si apriva una botola e attraverso questa scala si poteva scendere in quello che era un nascondiglio da utilizzarsi nel caso fosse arrivato qualche controllo. Nel sottotetto sono rimaste ancora le grate di un pollaio, a testimonianza di un'epoca in cui non solo sopravvivere, ma anche riuscire a mangiare poteva essere difficile. È uguale, è la stessa cosa, è rimasto tutto completamente integro, anzi secondo me è rimasto integro ancora dal Cinquecento.
Cambiamo ora argomento e veniamo allo sfogo di Federica Pellegrini sui social, che in vacanza a Livigno con il marito ha risposto ad alcune delle domande dei followers toccando il tema della maternità. Questa domanda, ha risposto la campionessa, me la pongo spesso ed è un po' pesante. Sicuramente avere figli è una gioia ineguagliabile, ma sembra quasi che se non venissero mi debba sentire meno realizzata di quello che sono. Assolutamente no. Se Dio vorrà arriveranno, altrimenti la mia vita andrà avanti comunque. Cambiamo ora argomento e andiamo alle vecchie prigioni di Venezia, dove rivive l'antica amministrazione della giustizia durante la Serenissima, smentendo più di un luogo comune. In anni di onorato servizio, le patrie galere della Serenissima ne hanno viste parecchie. Si potrebbe quindi dire che questi efferati strumenti di supplizio abbiano fatto finalmente ritorno a casa. In realtà c'è più di un falso mito da demolire. Il falso mito che ha avuto più successo è sempre la sedia inquisitoria, la sedia delle streghe, la famosa sedia con tutti gli spunzoni che sembra che non sia mai esistita. Un altro falso storico è la famosa Vergine di Norimberga. La Vergine di Norimberga non è mai esistita. Molto più prosaicamente, le pene si espiavano attraverso metodi meno complicati rispetto a quelli che la fantasia un po' troppo vivace dei secoli seguenti ha tramandato per verità storiche. Grandi frustate e l'esposizione al ludibrio pubblico, oltre alla classica gogna era in uso una discreta quantità di varianti, oggetti di derisione come le cosiddette maschere dell'infamia, ad esempio, adeguate alla colpa del condannato. Colpe e condanne che in questo e in altri casi erano minuziosamente codificate in antichi testi, come il celebre Malleus Maleficarum, scritto su impulso di una bolla di Papa Innocenzo VIII nel 1484. Ed è il famoso libro per la caccia alle streghe, ma nonché importante anche abbiamo l'indice dei libri proibiti, ma abbiamo anche le pratiche dell'Inquisizione, quindi ad ogni reato quello che corrispondeva anche la pena, la conseguenza del reato. I falsi miti sul Medioevo non tolgono però il fatto che la violenza abbia sempre e tristemente fatto parte del genere umano. Abbiamo la famosa garrotta spagnola che apparentemente a vederla sembra uno strumento inquisitorio del periodo medievale, in realtà è stata utilizzata fino al 1974 col regime di Franco. Quello che vogliamo fare noi è dare il senso alla vittima. Spesso ci dimentichiamo di chi ci stava dietro questi strumenti di tortura e ancora oggi facciamo la stessa cosa, no? Ci ricordiamo più del carnefice e ci dimentichiamo della vittima. Da Venezia è tutto, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Benvenuti al meteo. Ancora bel tempo sul nostro territorio grazie all'alta pressione. Farà ancora piuttosto freddo a causa dei venti artici che soffieranno sull'Italia. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 8 febbraio ci mostra un ampio soleggiamento. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Sarà stabile con cielo sgombro da nubi ovunque. Temperature stazionarie, le minime saranno ancora sotto zero, le massime invece si attesteranno tra i 3 e i 6 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, il cielo si presenterà sereno ovunque o al massimo velato. Sulla costa e sulle zone orientali della regione soffierà bora moderata. Temperature minime sotto zero, massime sui 4-5 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente soleggiato e il cielo sarà generalmente limpido. Temperature minime intorno ai -6, -5 gradi, massime invece tra i 5 e gli 8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.